Procediamo con l'appello. Sindaco, Peso Sabrina, Dorigo Matteo, Guglielmini Pierino, Gusso Francesco, Antelmo Luca, Pellegrini Lorenzo, Giusto Alessandra, Marchesano Rocco, Bortolucci Fabrizio, Tono Fabrizio, Di Noia Giovanni, Zanò Antonio, Giro Marco, Torino Alessandro, Paolo Marco e Commisso Giovanni, tutti presenti. Grazie. Nominiamo gli scrutatori nelle persone di Bortolucci, Guglielmini e Giro. Lascio ora la parola al sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. La prima comunicazione sul patto di stabilità. La legge 24 dicembre del 2012, numero 228, ha confermato con alcune modifiche la normativa prevista dalla legge 12 novembre 2011, numero 183, con riferimento al patto di stabilità interno, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari assegnati al comparto degli enti locali per l'anno 2013. È successivamente intervenuta la circolare numero 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, illustrativa della disciplina del patto di stabilità. Tenuto conto della normativa indicata, grazie all'impegno di tutti gli uffici comunali e nonostante i pesanti vincoli di finanza pubblica imposti dallo Stato, sempre più stringenti e sempre più radicali, il Comune di Caule ha rispettato anche quest'anno il patto di stabilità interno. Seconda comunicazione sulla crisi di giunta. Sono state ultimate le consultazioni resesi necessarie in conseguenza della crisi di giunta. Lo scorso 19 dicembre, inoltre, è stata protocollata a firma del consigliere di maggioranza Rocco Marchesano una mozione di fiducia costruttiva al sindaco fondata sul miglioramento programmatico, di cui è opportuno attendere l'esito della discussione, che sarà trattata al punto numero 9 dell'odierno ordine del giorno, al fine di verificare se ci sono le condizioni politiche sufficienti e necessarie per la prosecuzione del mandato amministrativo, condizioni essenziali e propedeutiche alla formazione della giunta comunale. Ora procediamo con, se ci sono delle interpellanze da presentare, qualcuno interpellanze. Ok, allora adesso, visto che qualcuno di voi mi ha chiesto la parola per delle comunicazioni, dico che intendo riservare il confronto politico in occasione della discussione della mozione di fiducia costruttiva. Se siete tutti d'accordo, così intanto procediamo con l'attività amministrativa ordinaria. Il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione e modifica allo statuto dell'associazione partecipata a GAL Venezia Orientale. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. Premesso che l'incessante produzione normativa giurisprudenziale in materia di organismi partecipati dagli enti locali impone di effettuare una revisione dello statuto associativo dell'associazione riconosciuta GAL Venezia Orientale partecipata dal nostro Comune, in estrema sintesi le principali modifiche statutarie proposte riguardano i seguenti articoli dello statuto. Articolo 1. Per l'allungamento del termine di durata dell'associazione al 31 dicembre 2050 per esigenze di coerenza con la proclamazione comunitaria, oltre a modifiche meramente formali. Articolo 3. Per l'aggiornamento di riferimenti alla programmazione comunitaria e per la precisazione del relativo ambito territoriale di operatività associativa. Articolo 4. Per l'espressione in euro degli importi. Articolo 6. Per l'introduzione del revisore unico in luogo di un organo collegiale, in coerenza con i recenti indirizzi normativi ed assembleari in materia di contenimento delle spese degli organismi partecipati. Articolo 8. Per l'aggiornamento dei mezzi di convocazione dell'assemblea degli associati. Articolo 9. Per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di contenimento delle spese degli organismi partecipati per i rimborsi spese agli amministratori e il compenso all'organo di revisione oltre a modifiche di coordinamento. Articolo 13. Per la riduzione a 4 del numero massimo di componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente, per coerenza con le normative attuali in materia di composizione degli enti collegiali. Articolo 14. Per l'aggiornamento alle disposizioni in materia di contenimento delle spese degli organismi partecipati per i rimborsi spese agli amministratori. Articolo 18. Per l'introduzione della disciplina statutaria
della figura del revisore unico. Articolo 19 per l'espressione in euro degli importi. Articolo 20 per l'ampliamento dei termini di convocazione dell'assemblea degli associati, oltre a modifiche di coordinamento. Articolo 23 per la soppressione della clausola arbitrale e la riconduzione della competenza in materia di controversie alla sola autorità giudiziaria competente. Al fine di una migliore comprensione delle modificazioni statutarie proposte, si allega alla presente deliberazione uno schema di raffronto tra il vigente testo statutario e quello risultante con le modificazioni in questione. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di approvare il testo integrale dello Statuto Sociale modificato dell'Associazione riconosciuta GAL Venezia Orientale come da documento allegato alla presente deliberazione, evidenziante in carattere grassetto il testo a fronte delle modifiche apportate, di attribuire i necessari poteri al Sindaco per l'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Mettiamo ai voti la delibera, voti favorevoli. Delibera approvata all'unanimità. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, modifica al regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone, in relazione all'assessore Lusso. Sì, buon pomeriggio a tutti, approfitto per farvi gli auguri di buon Natale a tutti quanti. Modifiche del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e il relativo canone. Molti operatori del commercio hanno segnalato a questa amministrazione comunale la situazione di criticità delle proprie aziende, una condizione che purtroppo sempre più si riscontra sia a livello territoriale, a livello nazionale e ultranazionale. Il perdurare della crisi che colpisce tutti i settori produttivi dei servizi, erodendo la redditività aziendale aggravata dalla contrazione dei prestiti finanziari, dall'aumento delle esposizioni debitorie, costringe gli operatori alla chiusura della propria attività, con conseguente continua perdita di posti di lavoro. Le prospettive di un miglioramento della situazione economica, sociale e occupazionale non riguardano l'immediato futuro, mentre i dati statistici confermano il pesante stato di recessione che tutto il Paese sta attraversando. Quindi questa amministrazione ha ritenuto doveroso valutare l'adozione di interventi che possono, seppur in maniera minima, consentire agli operatori di continuare la propria attività. Queste considerazioni stanno alla base della deliberazione del 265 del 5/12/2013, con la quale la Giunta Comunale di Caole ha dato disposizione agli uffici competenti di procedere alla stesura di una modifica al regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, in modo da consentire, su istanza degli stessi operatori, che attraversano una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, la possibilità di rateizzare il canone OSA con le seguenti modalità. Per importi superiori a 1.500 euro, un massimo di 6 rate con calcolo di interessi legali, durata massima della rateizzazione concedibile 1 anno dalla scadenza del debito, con esclusione dei debiti cosa, già chi è iscritto al ruolo e quelli derivanti da sanzioni o occupazioni abusive. Si propone quindi di modificare l'articolo 22 del regolamento inserendo tale possibilità. Si propone infine, come segnalato dagli uffici, di modificare alcuni riferimenti a numeri di articoli del regolamento che causa refusi di stampa non sono stati correttamente indicati nella precedente modifica consiliare. Quindi si va a modificare alcuni articoli del seguente regolamento dell'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone. All'articolo 3, concessione di occupazione, l'indicazione dell'articolo 9 viene modificata su articolo 8. Articolo 10, decadenza della concessione. L'indicazione dell'articolo 24 viene modificato all'articolo 22. Articolo 10 bis, decadenza della concessione permanente per mancato pagamento del canone. Le parole al primo comma dell'articolo 24 viene modificato ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 22.
Articolo 21. Criteri di imposizione. L'indicazione dell'articolo 25 viene modificato all'articolo 23. Articolo 22. Versamento del canone. Viene inserito il seguente comma 1 bis. L'operatore, qualora titolare di attività commerciali in sede fissa, di attività artigianale quale pizza al tancio, tralcio, gelati, yogurt e simili gastronomie, e del pubblico esercizio si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, potrà presentare istanza di rateizzazione che sarà valutata dai competenti uffici nel rispetto delle seguenti modalità. Per importi superiori a 1.500 euro, un massimo di 6 rate con calcolo degli interessi legali, durata massima della rateizzazione concedibile 1 anno dalla scadenza del debito, con esclusione dei debiti cosa già iscritti a ruolo o quelli derivanti da sanzioni per occupazioni abusive. Nell'istanza il richiedente dovrà autocertificare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria. Articolo 24. Esenzioni. Alla lettera H, indicazione dell'articolo 9 viene modificata con l'articolo 8. Di approvare il testo aggiornato al regolamento, allegato al regolamento per l'occupazione del suolo pubblico del relativo canone costituito da 26 articoli. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Giannò, prego. Volevo chiedere, scusate, ma pensavo che si potessero fare anche lezioni. Faccio io l'oppositore come l'ho fatto in qualche altra occasione. Volevo chiedere all'assessore di questo argomento, mi ricordo che in giunta se n'era parlato ed era una richiesta esplicita probabilmente di qualcuno che aveva fatto questo tipo di richiesta. Noi mi sembra fosse stata volta il passaggio a una deliberazione di giunta, perché poi sono intervenuti altri fatti nuovi in giunta che noi non conosciamo, e quindi inizialmente questa decisione è stata maturata nei giorni e nelle settimane successive. Sì, in effetti era iniziato da una richiesta. Con l'andare del tempo le richieste sono aumentate e loro dovevamo mettere mano a questo regolamento perché non c'era la possibilità inizialmente di poter rateizzare quindi le difficoltà stanno aumentando e abbiamo individuato una delle ultime giunte, la giunta del 5 di dicembre, di dare mano, di dare un aiuto, come ho detto nella premessa, alle nostre attività, tutte le attività del territorio comunque. Prego, consigliere Giannò. Quindi, se intendo bene, a fronte di richieste specifiche protocollate nei confronti della nostra amministrazione, è stata presa questa decisione di delibera, che da un certo punto di vista ritengo sia apprezzata, sicuramente va anche nel senso del giusto senso con cui ci si deve porre in questi momenti nei confronti dei cittadini. Ok, voti favorevoli? Delibera approvata all'unanimità. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno: regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Vista la delibera consigliare numero 95 assunta in data 18 dicembre 1992, con la quale è stato approvato il regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Considerato per le sue specifiche funzioni, l'ente comunale nel sostenere e promuovere iniziative pubbliche e private aderisce alle stesse anche mediante apposita contribuzione, visto che si rende necessario approvare un nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici, in quanto quello in essere
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 95 del 18 dicembre 92, risulta datato e necessita di essere sostituito per essere in linea con le normative in materia, ritenuto pertanto opportuno di approvare un apposito regolamento al fine di rendere più adeguata e puntuale la disciplina in materia di contributi, di stabilire adeguati criteri e indirizzi per la concessione degli stessi a soggetti pubblici e privati in relazione alla loro attività istituzionale, vista la proposta di nuovo regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di approvare per i motivi in premessa esposti il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici, che si compone di numero 25 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce in toto il regolamento precedentemente approvato con atto del Consiglio Comunale numero 95 del 18 dicembre 1992 per la parte riguardante gli argomenti in oggetto e come di seguito indicato. Articoli 2 bis, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Di dare atto che il nuovo regolamento si applica alle richieste di contributo non ancora pervenute alla data di entrata in vigore. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti qualche punto. Consigliere Doron, prego. Mi perdoni, ma fondamentalmente questo regolamento che va a toccare tutte le attività di associazionismo, è da precisare questo tipo di regolamento merita sicuramente un'attenzione e probabilmente andremo in variazione sicuramente, perché qui si parla di albo del volontariato e su questo albo mi stavo anche adoperando per creare delle situazioni che potessero spingere a questo albo, potessero essere presenti tutte le associazioni di volontariato della nostra città, e mi riferisco a questo regolamento che stiamo andando in modifica. Era un regolamento che si basava particolarmente a questioni del sociale, questioni che riguardavano appunto l'assistenza alla persona attraverso le associazioni di volontariato. Ritengo che in accordo con l'assessorato al bilancio, che naturalmente ne trova le risorse, sia importante che oltre alla disponibilità finanziaria ci sia anche una partecipazione da parte anche di tutti gli altri assessorati che riguardano appunto il sociale, il culturale, magari lo sportivo, l'ambiente e anche quello che riguarda i diritti civili, e non ultimo anche l'aspetto turistico. Sappiamo quanto è importante la promozione, sarà sempre di più con venir meno le risorse che si attingono da enti esterni alla nostra città, quindi che questo regolamento abbia avrà sicuramente una revisione nel tempo, proprio per creare questo aspetto di collegialità. Ribadisco che questo regolamento va per le associazioni senza scopo di lucro e non è per sovvenzioni alla persona. Grazie consigliere Tonò. Procediamo ora ai voti. Voti favorevoli? 16 voti, approvato all'unanimità. Passiamo ora al quinto punto dell'ordine del giorno: approvazione del progetto in delega al TRG comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 79 dell'IPR 380 del 2001 e legge 1389 e successive modifiche e integrazioni,
ditta Terno Pini. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. Premesso che ai sensi dell'articolo 79 del DPR 380 del 2001 e della legge nazionale 13 del 1989, le opere per l'adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche per garantire accessibilità, fruibilità e adattabilità possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste nei regolamenti edilizi, fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del Codice Civile, che l'articolo 42 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore prevede che il rilascio di permessi di costruire in deroga sia preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, che in data 2 luglio 2013, protocollo numero 20.948, la ditta Terno Più SRL, legale rappresentante Fattorel Federico, ha presentato istanza di permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del DPR 380 del 2001 per lavori di ristrutturazione e ampliamento ai sensi del PDG settore alberghiero e ai sensi della legge regionale 14 del 2009, successive modifiche e integrazioni, piano casa, con l'installazione di un impianto di ascensore in deroga nel fabbricato a uso alberghiero sito in Caule via delle Orate, censito nel foglio 42 sul mappale 946, che tra le opere previste vi è anche la realizzazione di un impianto di ascensore necessario per rendere l'intervento conforme ai disposti dell'articolo 129 del vigente regolamento edilizio, che prevede per gli immobili aventi più di 3 piani abitabili oltre al piano terra la dotazione di ascensore, che tale impianto è previsto sul prospetto nord-ovest e risulta ai piani di sopraelevazione a distanza inferiore a quella minima prevista dal confine e dal fabbricato situato nell'attiva proprietà privata, per cui è necessario che venga richiesta la deroga alle distanze urbanistiche. Che ai fini dell'applicazione della deroga il progetto ha previsto che tutti i piani della struttura siano accessibili, che ai fini dell'applicazione della deroga il tecnico progettista ha prodotto una relazione nella quale illustra le difficoltà oggettive che non hanno consentito di prevedere la realizzazione dell'impianto di ascensore più all'interno della sagoma del fabbricato, senza che ciò pregiudicasse ulteriori aspetti igienico-sanitari, in particolare quelli di illuminazione e areazione, e un migliore recupero del piano terra al fine di ricavare area parcheggio in considerazione anche della conformazione del lotto lunga e stretta. Valutato che la deroga viene richiesta unicamente per l'impianto di ascensore, in quanto previsto a distanza dal confine e relativo edificio inferiore a quella minima prevista dalle vigenti norme tecniche di attuazione, l'ingombro volumetrico del vano ascensore è parzialmente visibile dalla pubblica via nella parte che sporge nella copertura, mentre per il resto del volume è inserito dentro la sagoma principale del fabbricato, il dirigente del settore servizi tecnici ha espresso parere favorevole in data 30 settembre 2013 alla richiesta di permesso di costruire. Il progetto è stato esaminato favorevolmente da parte dell'ufficio in data 16 dicembre 2013. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di esprimere parere favorevole per le motivazioni espresse in narrativa al rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento ai sensi del PDG, settore alberghiero e ai sensi della legge regionale 14/2009 sulle successive modifiche e integrazioni piano casa, con l'installazione di un impianto di ascensore in deroga nel fabbricato ad uso alberghiero sito in Caule, via delle Orate, censito nel foglio 42 sul mappale 946, in quanto detto intervento rientra tra quelli previsti dall'articolo 79 del DPR 380 del 2001 e della legge numero 13 del 1989. Grazie Sindaco. Sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti il quinto punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Si approva all'unanimità. Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, conciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Relazione all'assessore Busso. Sì, buon pomeriggio. Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina delle attività di barbiere, conciatore e estetista, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 144 del 28/12/1994 e successivamente modificato, premesso che la legge del 17 agosto 2005 numero 174
disciplina delle attività di conciatore, all'articolo 4 stabilisce che le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni. La legge regionale 23 ottobre del 2009, numero 28, disciplina le attività di acconciatore all'articolo 4 in applicazione all'articolo 4 della legge 174 del 05, prevede che ciascun comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. Anche la legge regionale del 27 novembre 1991, numero 29, disciplina le attività di estetista, stabilisce che i comuni approvano il regolamento di attuazione delle disposizioni delle relative attività su base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. Atto che la Giunta regionale, con propria deliberazione numero 440 del 23 febbraio del 2010, ha approvato un schema tipo di regolamento comunale per la disciplina di attività di acconciatore, includendo nello stesso anche le attività di barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, e provvedendo in particolare che lo stesso, in quanto cornice entro la quale i comuni dovranno predisporre i propri regolamenti, rispetti i principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, individuando attuali normative in dettaglio. Che lo stesso disciplina anche l'esercizio delle attività di barbiere, di tatuaggio e di piercing, tali attività incluse per assicurarne nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale in assenza di una normativa nazionale circolare del Presidente della Regione Veneto il 1 giugno del 2001, numero 9, recanti le linee guida del Ministero della Sanità sul tema di tatuaggio e piercing, adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela alla salute e alla inconnessione di attività di tatuaggio e piercing. Detta circolare, aggiornata dalla più recente DGR numero 11 del 9 gennaio 2013, definisce i requisiti e le modalità di conseguimento dell'idoneità soggettiva e di quella igienico-sanitaria dei locali necessari per poter avviare l'attività di tatuaggio e piercing. Al capo terzo, che i requisiti minimo igienico-sanitari per l'attività di estetista, di acconciatore e di barbiere sono inderogabili in senso limitativo ed opera dei regolamenti comunali e che gli stessi possono soltanto contenere a riguardo disposizioni più restrittive rispetto a quelle previste dallo schema tipo. Ritenuto pertanto quanto sopra di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale di settore a seguito delle sostanziali modifiche apportate dalle intervenute disposizioni di legge statali e regionali, nonché nell'abrogazione del regolamento precedentemente approvato. Visto il parere favorevole espresso nella nota 12/12/2013 dall'azienda ASL numero 10 in merito alla bozza di regolamento inviata, dato atto che la bozza di regolamento è stata posta all'attenzione delle associazioni di categoria Casa Artigiani Federazione del Veneto, Articom, Confartigianato Veneto Orientale, Confederazione Nazionale Artigianato della Piccola e Media Impresa, CNA di Venezia, Federcrai Veneto, mediante invito per protocollo numero 38.537 del 4/12/2013 e apposito incontro in data 17/12/2013. Atto che all'argomento è stato sottoposto all'esame consigliare competente nella data 19/12, si delibera di approvare l'allegato regionale comunale per la disciplina di attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuaggio e piercing e di abrogare il regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 144 del 28/12/1994, successivamente modificato. Grazie Assessore. Ci sono interventi?
Se non ci sono interventi procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Si approva all'unanimità. Il consigliere Rocco, che aveva una richiesta, prego consigliere. Buonasera a tutti, signor Presidente. Chiedo che la mozione presentata dal sottoscritto, essendo propedeutica delle mozioni 7 e 8, venga discussa prima delle mozioni 7 e 8. Accogliamo la richiesta, mettiamo ai voti la richiesta del consigliere Marchesan. Voti favorevoli per l'anticipazione della mozione? 11. Voti contrari? 3 voti contrari, astenuti? 2 astenuti. 3 astenuti. Pellegrini? Allora procediamo con la trattazione della mozione di fiducia costruttiva al sindaco. Prego che dia lettura consigliere Marchesan. Signor Presidente, mozione di fiducia costruttiva al sindaco, oggetto sulle misure da adottare per affrontare la crisi economica e sociale, sulle misure da adottare per i giovani, sull'occupazione, sulla valorizzazione e salvaguardia del nostro patrimonio culturale e ambientale, sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e sulla trasparenza, sulla individuazione di una politica sostenibile di riqualificazione del territorio, sulla valorizzazione della cultura, l'attenzione per la sicurezza e l'ordine pubblico, sul sostenimento delle attività produttive, sull'impegno dei comparti turistici. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio Comunale, signori consiglieri, signori cittadini, chiedo la fiducia al signor Sindaco di Caole e Luciano Strioli con le seguenti motivazioni. Oltre il 40% degli anziani del nostro territorio fatica ad arrivare a fine mese e si trova costretto a rimandare i pagamenti anche di servizi più essenziali, quali le bollette della luce, acqua e gas, intaccare i propri risparmi custoditi per la serenità della vecchiaia, dopo una vita di lavoro, e a chiedere prestiti e aiuti alimentari o di altro tipo ai propri familiari o addirittura a terze persone per tentare di far fronte quelle che sono nient'altro le normali esigenze della vita quotidiana. Secondo gli ultimi accertamenti, quasi il 15% di queste persone sono in condizione di severa privazione, quasi il 17% non riesce a mangiare un pasto adeguato, il 21% non riesce a riscaldare la propria casa, il 42% non riesce a far fronte alle eventuali spese impreviste, quali la rottura di una caldaia o di una lavatrice. Certo, gli anziani soli sono tra le categorie con più alto rischio di povertà e di esclusione sociale, insieme alle famiglie numerose e a quelle monoreddito. È un dato di fatto incontrovertibile che oggi la povertà della nostra società è talmente avanzata che sta colpendo almeno una persona su 3. In un solo anno la povertà alimentare degli anziani è addirittura cresciuta del 35%. Fatto preciso riferimento ad una delle situazioni sociali più critiche, analogo quadro grigio potremmo dipingerlo per la situazione in generale dei cittadini, delle famiglie e delle imprese della nostra Italia di questi anni. A conseguenza della crisi si stanno appesantendo anche le tensioni sociali, come la gravità che sta emergendo in questi giorni, che sta prendendo pieghe sempre più pericolose anche per la deriva democratica. Queste pesanti difficoltà stanno portando da un lato verso nuove forme di povertà, dall'altro verso nuove forme di dipendenza, quali la ludopatia, nel tentativo inutile di trovare delle soluzioni che non arrivano in alcun modo da una politica sempre più lontana dalle esigenze reali del Paese e sempre più incapace di fornire risposte concrete alla domanda sociale. Siamo già intervenuti con varie misure, quali le convenzioni con le associazioni di volontariato, per coordinare gli interventi di assistenza sociale sul territorio, la modifica del regolamento di polizia locale per la lotta all'abusivismo commerciale, la rateazione OSAP per un primo aiuto agli imprenditori, la conservazione del livello minimo delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale, provvedimenti votati in favore di nuclei familiari numerosi
e di quelli monogenitoriali e altri. Ma questi interventi non sono sufficienti e richiedono una risposta ancora più efficace da parte della nostra politica locale per aiutare concretamente persone, famiglie ed imprenditori. Dobbiamo intervenire anche con una politica concreta a favore dei giovani, sia attraverso l'adozione di misure urbanistiche finalizzate a favorire la residenzialità stabile delle giovani coppie, sia attraverso il sostentamento dell'associazionismo in generale che opera in loro favore. Sotto il profilo dell'occupazione va promossa l'informazione e la formazione per determinate attività presenti sul territorio, con l'ausilio e la partecipazione dell'amministrazione comunale e di tutti gli enti territoriali, nonché con la collaborazione con gli istituti scolastici presenti sul nostro territorio. La riqualificazione alberghiera e del territorio, l'allungamento della stagionalità anche attraverso la valorizzazione dei prodotti agricoli ed ittici a chilometro zero, la sostenibilità dell'agriturismo, dell'icturismo e del pescaturismo. Sotto il profilo culturale va promossa l'attività educativa scolastica ed extrascolastica, valorizzando particolarmente la storia della città di Caole e della nostra cultura legata alla pesca, e vanno promosse tutte quelle iniziative necessarie ed indispensabili per la comprensione ed il contrasto del fenomeno delle mafie. Sotto il profilo ambientale abbiamo un patrimonio immenso che dovrà essere salvaguardato e valorizzato nelle sue specificità, come ad esempio il riferimento al patrimonio della laguna, che dovrà essere valorizzato come parco lagunare comunale di Caole. Dobbiamo iniziare e dobbiamo proseguire nell'azione volta alla condivisione con i cittadini della vita amministrativa locale, riprendendo gli incontri periodici nelle varie frazioni, formando di volta in volta delle consulte sulle varie tematiche più importanti relative al nostro territorio. Per essere veramente trasparenti nell'attività amministrativa si dovrà procedere anche al potenziamento del sito istituzionale dell'amministrazione comunale con la pubblicazione permanente degli atti e provvedimenti. Dopo una lunga gestazione è stato finalmente approvato il piano di assetto del territorio del Comune di Caole. Le attenzioni che l'amministrazione dovrà avere nell'attuazione dello strumento urbanistico attraverso l'approvazione dei piani degli interventi in attesa dell'approvazione del documento preliminare dovrà essere conforme alle linee guida dettate dalla Regione Veneto, prima con la legge regionale 11 del 2004 e poi con la recente legge regionale 32 ovviamente del 2013. Sono indicazioni precise rivolte verso un'urbanistica sostenibile, un minor consumo del suolo, la tutela del paesaggio e del territorio rurale, il recupero del patrimonio esistente mediante la riqualificazione. Indicazioni peraltro già date anche dal signor Sindaco in occasione della seduta dello scorso Consiglio Comunale in risposta all'interpellanza sulla tavola, nonché caratterizzate anche da una particolare attenzione tutti quei protocolli ambientali quali il piano energetico, il protocollo 20-20-20, il protocollo casa-clima, evidente linee guida sono sicuramente espressioni. Sotto il profilo dei lavori pubblici e gli interventi, sia per l'esigenza dettata dalla devozione turistica della nostra città, sia per quella correlata alla sicurezza stradale, dovranno incentrarsi particolarmente sulla sistemazione delle strade e dei marciapiedi, sul recupero di alcune aree degradate insistenti sul tessuto urbanistico particolarmente fragile e sulla riqualificazione di alcune arterie principali del nostro territorio. Per porre anche particolare attenzione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico al fine di fornire ai cittadini uno standard qualitativo di vita più elevato, è necessario potenziare la rete di videosorveglianza e la presenza delle forze dell'ordine con strutture e attrezzature adeguate, con una politica di attenzione verso la prevenzione piuttosto che verso la repressione. Al fine di sostenere le attività produttive andrà ultimato il mercato ittico comunale di Riva delle Caoline in fase avanzata di completamento e sviluppato una progettualità per la marineria anche sotto il diverso profilo della valorizzazione del prodotto ittico di Caole, analogamente
Nelle attività agricole andranno creati percorsi enogastronomici e recuperata edilizia rurale. La vocazione turistica della nostra città dovrà esserci impegno primario finalizzato alla costituzione e l'organizzazione della gestione della destinazione, previsto dalla legge regionale Veneto numero 11 2013. Dovrà essere posta particolare attenzione al settore turistico sia attraverso l'adozione di misure necessarie per la riqualificazione alberghiera, puntando particolarmente alla realizzazione di strutture di alto livello, sia attraverso atti idonei a favorire l'allungamento della stagionalità. Noi ci siamo presi l'impegno con gli elettori a governare il territorio di Caorle e la sua comunità per 5 anni. Lo stiamo facendo con responsabilità, onore e la fiducia che i cittadini di Caorle ci hanno assegnato. Lo faremo per tutta la durata di questo mandato amministrativo. In una situazione di così grande e innegabile difficoltà economica per i cittadini, famiglie ed imprese, sarebbe incomprensibile per chiunque che la politica di pochi si permettesse di anteporre qualsiasi questione privata alle primarie e reali esigenze della comunità di Caorle. Tanto premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad assumere iniziative per avviare un'efficace politica per affrontare la crisi economica e sociale, avviare un'efficace politica in favore dei giovani, avviare un'efficace politica in favore dell'occupazione, salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio culturale ed ambientale, favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa